Il cuore aveva un'aritmia maligna che si chiama fibrillazione ventricolare e nonostante i ripetuti tentativi di defibrillazione elettrica non è mai ripartito. Cuore tornato a battere ancora per 48 ore grazie all'impianto di un ECMO, una macchina per mantenere attive le funzioni vitali. La macchina è stata messa nell'ipotesi che che il massaggio cardiaco e tutto l'ottimo soccorso che è stato fatto al bambino fosse riuscito a preservare le funzioni vitali, in particolar modo il cervello. Una tragedia, quella del piccolo Carlo Alberto, stroncato da un arresto cardiaco durante la sua prima gara di atletica leggera. Lì, a 300 metri dall'arrivo, tra i suoi amici e il tifo della famiglia, è improvvisamente crollato aggrappandosi a un albero per poi accasciarsi a terra, privo di sensi. Immediati i soccorsi guidati dal medico Giovanni Dalla Zentil, che insieme agli infermieri della Prealpi Onlus, del SUEM e un anestesista rianimatore di Monselice, sotto gli occhi del padre del piccolo Carlo Alberto, per più di un'ora hanno praticato il massaggio cardiaco utilizzando il defibrillatore. Un'azione tempestiva che va fatto sperare in un miracolo. È funzionato in modo eccellente, a mio parere, sono stati soccorsi il luogo e è stato l'arrivo dell'elicottero che ha portato il ragazzo qui. Questo posso dirlo perché comunque nel momento in cui io ho applicato l'ECMO, cioè questa macchina per la circolazione extracorporea al ragazzo, avevo dei parametri che mi dicevano che il sangue era circolato, quindi vuol dire che ciò che era stato fatto in modo eccellente. Abbiamo sperato fino all'ultimo, lottato insieme a lui e fatto tutto il possibile. Le parole commosse del direttore generale Francesco Benazzi, voce del dolore che attraversa l'intera comunità e tutta l'ULSS 2 Trevigiana. E presto l'autopsia. Questo riscontro diagnostico è stato richiesto dai genitori di Carlo Alberto, è stato ovviamente richiesto da noi e devo dire che è stato anche sollecitato dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il quale ha seguito questa vicenda in modo molto stretto. E ora procederemo in anatomia patologica al riscontro autoptico, dopodiché invieremo anche il cuore a Padova, all'Università di Padova, alla professoressa Cristina Basso, che è una dei massimi esperti di morte improvvisa, di patologie che determinano morte improvvisa, e questo ci aiuterà a chiarire quali sono le cause di questa tragedia.